Io veramente mi sono fatto l'idea che poteva essere una strage che con il concorso di tutti è stata evitata. Ripercorrendo le vicende degli ultimi mesi non nasconde i momenti difficili vissuti durante l'emergenza Covid-19. Il dottor Andrea Vianello, pneumologo, membro del Comitato Tecnico Scientifico Regionale, nonché direttore dell'unità operativa di fisiopatologia respiratoria all'azienda ospedaliera di Padova. Se non avessimo preso tutti i provvedimenti organizzativi che abbiamo preso, abbiamo rischiato che ci fosse un numero di morti estremamente superiore a quello che abbiamo avuto. Sì, ne sono convinto. Quanto superiore, se posso permettere? Guardi, come ho detto prima, a Padova ci sono stati 360 pazienti dimessi con Covid e 60 deceduti. Io penso, vedendo anche le esperienze di altri ospedali, che quel numero di pazienti potrebbe essere stato magari il doppio o il triplo dei decessi. L'emergenza è stata affrontata su 3 piani. Un piano tecnico, sfruttando tutti i dispositivi tecnologici disponibili per curare i pazienti fuori dalle terapie intensive, da riservare solo ai casi molto gravi. Un piano organizzativo, con molta flessibilità e integrazione tra reparti. E un piano umano, non isolando i pazienti dai familiari. Solo lei per la sua professione naturalmente deve mantenere freddezza e razionalità, ma c'è stato un momento in cui ha avuto paura personalmente? C'è stato solo un breve momento in cui ho avuto paura che la situazione sfuggisse di controllo e che ci trovassimo quindi a vivere delle circostanze simili a quelle che sono state vissute in Lombardia, ma è stato un periodo brevissimo, direi di qualche giorno. Quando? Vorrei dire verso metà marzo. Oggi la situazione è molto diversa, ma l'attività di questi mesi ha contribuito ad una crescita e presa di coscienza che rappresentano un patrimonio spendibile dovesse ancora manifestarsi un'emergenza simile.